Buonasera, ben ritrovati. Allora, dall'ippodromo di Treviso, un campo di gara, perché domenica e lunedì prossimo sarà gara elettorale a Vicenza, a Treviso e in altri 45 comuni del Veneto. Stasera da qui, dall'ippodromo Sant'Artemio di Treviso, va in scena l'ultima sfida, la sfida finale tra i candidati sindaco di Treviso. Sarà l'occasione per ribadire i temi, rilanciare le promesse e soprattutto per cercare di convincere gli indecisi. Bene, stasera si scommette dunque sul futuro di Treviso. Qui con noi i candidati sindaco alla poltrona di primo cittadino, come abbiamo fatto ancora un paio di settimane fa. Iniziamo la presentazione in ordine alfabetico. Alessia Bellon, 40 anni. Nata a Campo San Piero, amministratore delegato della Logopro SRL, candidata di Indipendenza Veneta. Il suo slogan è "Ridiamo il sorriso a Treviso". Alessia Bellon. Avevo chiesto però ai candidati di venire qui e di portare due cose. Cominciamo dalla prima. La prima doveva essere un oggetto, qualcosa che rappresentasse la loro idea di città. Allora, Alessia Bellon, cominciamo da lei, in ordine alfabetico ovviamente. Che cosa ha portato? Allora, per rappresentare la mia idea di città ho portato un iPad, che per me è significativo della Treviso che voglio, e sintetizza appunto il fatto che voglio una Treviso digitale, e quindi portare qui l'insediamento di nuovi campus tecnologici digitali dedicati ai giovani e creativi, ma ancora significa apertura della città, perché sappiamo benissimo che internet, le nuove tecnologie, i social network significano condivisione e apertura. E ancora l'iPad e l'innovazione per Treviso significa far entrare Treviso finalmente nel nuovo millennio, grazie alle nuove tecnologie che possono anche incentivare facilmente e velocemente il turismo, che è una risorsa importantissima che potrà portare qui a Treviso dei flussi costanti di turisti che si possono fermare in città grazie alla promozione. Ecco, internet serve anche per questo, per far conoscere le bellezze di Treviso. Grazie Alessia Bellon. Bellon. Sì, rispetto al tema Equitalia mi preme sottolineare un dato, che il Veneto è la regione tra le regioni più virtuose d'Italia, forse la più virtuosa per pagamento delle tasse verso lo Stato italiano. L'evasione qui sfiora circa il 20-21% rispetto ad altre zone d'Italia dove arriviamo a punte del 70-80%. Quindi è una buona notizia che finalmente Equitalia non svolga più l'azione qui sul nostro territorio, e quindi concordo con il fatto che la riscossione certo deve esserci, puntuale da parte dei cittadini che possono e che devono pagare le tasse, ma con un sistema sicuramente più vicino anche alla nostra cultura, al nostro stile di vita. Sottolineo inoltre che l'evasione fiscale è bassa rispetto all'inferno fiscale in cui viviamo, cioè la tassazione una delle più alte al mondo, e proprio per questo anche nel nostro programma per le amministrative comunali noi il primo punto in programma è l'abbassamento della pressione fiscale. Allora ripartiamo dall'ippodromo di Treviso e ripartiamo da Alessia Bellon con la domanda che avevo già posto a Mauro e Zanetti relativamente a questa campagna elettorale. Ecco, secondo lei in questa campagna elettorale all'esterno è emerso tutto quello che lei voleva dire, che voleva raccontare all'elettorato, o c'è qualcosa che in questa sede ritiene sia giusto sottolineare, rimarcare? Sì, c'è un fattore di cui sono contenta di avere l'opportunità di rimarcare, ed è il coraggio e la determinazione di tutte le persone che sono in squadra con me, che sono candidate. Chi è stato in Piazza dei Signori sabato scorso l'ha potuto constatare con mano, sono tutte persone che hanno una grande grinta, una grande voglia di innovare, di far cambiare pagina a Treviso, sono proprio persone con il cuore che proprio hanno una visione nuova
per Treviso e per il Veneto. E mi piace sottolineare anche questo aspetto, che Indipendenza Veneta è la forza politica più innovativa del panorama veneto e anche a Treviso lo stiamo dimostrando. Fortunatamente attraverso i social network siamo riusciti anche a rimarcare la grossa differenza che c'è tra il nostro approccio e il nostro modo di governare il territorio e la città rispetto ad altre forze del passato come quelle della Lega, a cui noi siamo completamente estranei, proprio perché il nostro programma è di apertura, di condivisione e di innovazione. Grazie Bellon. Bellon, la paura. La mia paura, ma in realtà è una paura molto... Non mi pare una donna paurosa lei, no? No, no. Infatti dicevo, è molto nascosta, molto lontana questa paura, è che le persone non riescano a cogliere in queste elezioni che sono un momento cruciale di svolta per Treviso. Viviamo in una situazione drammatica, Treviso esce credo da uno degli inverni peggiori, tra l'altro con diversi suicidi proprio di commercianti, di persone che lavoravano qui a Treviso, e quindi serve cambiare pagina, e per far questo i trevigiani devono aver capito che non ci si può affidare ai partiti che ci hanno portato a questa situazione, non ci si può affidare alle persone che hanno militato nei partiti che ci hanno portato a questa situazione drammatica, a questo inferno fiscale, a questi livelli di burocrazia altissima, a questo spreco di denaro pubblico. Si devono invece abbracciare le nuove idee, e visto che Treviso è sempre stato il laboratorio politico più innovativo e più avanzato, forza Treviso, è tempo di cambiare pagina. Grazie. Per me, per coraggio, determinazione e perché si è rialzato e ha vinto ancora, è Alex Zanardi, che ama tantissimo il Veneto, ama qui vivere in Veneto, e lo ricordo ha partecipato anche all'ultima Treviso Marathon, quindi per me è un grandissimo campione. Grazie. C'era una cantante che anni fa aveva così creato una canzone Solo 3 parole. Alessia Bellon, 5 parole chiave, 5, non di più, per Treviso. Quali sono? 5 parole chiave, beh, io le riprendo dal mio programma, quindi azienda, turismo, digitale, quartieri, apertura. Grazie. Alessia Bellon. Da qui a lunedì... Lei è allenata, no, per correre? Sì, è da 2 mesi che corriamo nei quartieri di Treviso, e inoltre la mia sensazione e soddisfazione è proprio di sentirmi vincente per lunedì, perché con me ho una squadra formidabile di persone, tanto più che stasera le prime 3 file qui sono quasi tutte le persone del mio gruppo, quindi vuol dire che loro con grande determinazione sono corsi qui stasera proprio per sostenermi. Perché? Perché la squadra di Indipendenza Veneta sono tutte persone che dedicano il loro tempo libero con grande spirito di sacrificio, e ricordo inoltre che il nostro gruppo non è sostenuto da rimborsi elettorali o da altri soldi che possono provenire da Roma, ma bensì è tutto frutto del nostro lavoro. Quindi sono contentissima di arrivare al traguardo dopo un anno di lavoro fatto per costruire il nostro programma, che credo porti idee molto nuove, proprio perché tutte le persone che fanno parte del nostro gruppo sono persone che hanno scelto di non mettere la testa sotto la sabbia, di non adeguarsi, ma bensì di portare idee nuove per la rinascita di Treviso. Grazie, grazie Bellon. Anche lei qualche nome l'aveva fatto l'altra volta, se non sbaglio, no? Sì. Già il vice sindaco, no? Sì, io corro infatti con un candidato vice sindaco che è l'ingegner Maurizio Giomo, che è una persona nota a Treviso, che ha delle competenze specifiche in viabilità, raccolta dei rifiuti e anche urbanistica, quindi un esperto su diverse materie molto importanti per gestire bene Treviso, ma ancora mi preme dire che sono l'unica candidata che ha proposto l'abbassamento al numero minimo di assessori pari a 6, come previsto dal Statuto Comunale, proprio per risparmiare le risorse, il maggior numero di risorse da destinare ai cittadini.
Quello che chiederò ai candidati, agli assessori che lavoreranno in squadra con me è di avere il doppio del mio coraggio, perché la situazione è drammatica, come dicevo prima, e quindi serve appunto avere il coraggio per realizzare delle scelte innovative e quindi non stare lì a subire questa situazione, ma bensì come fanno anche tutti gli imprenditori, i professionisti, gli artigiani, oggi i lavoratori che si trovano a gestire, a lavorare e a vivere una situazione drammatica, è quella di studiare delle nuove soluzioni per uscire da questo dramma che stiamo vivendo. Bellon. Per il lavoro noi abbiamo dei progetti ben precisi da attuare, uno in maniera rapida che è quella di portare qui dei flussi turistici notevoli su Treviso. Questo potrà far ripartire il lavoro per i commercianti, hotel, tutti i servizi collegati al turismo, e il turismo si può far ripartire velocemente facendo conoscere Treviso a livello internazionale. Il web ci può dare un grosso aiuto su questo, ma anche collegando Treviso agli eventi internazionali di Venezia e ancora sfruttando le eccellenze trevigiane che già abbiamo sul nostro territorio, come gli eventi di musica, gli eventi enogastronomici, gli eventi storici, far conoscere quindi anche i brand nostri internazionali, gli eventi sportivi, quindi Treviso ha già tanto, sfruttiamolo in maniera intelligente per far conoscere Treviso e portare qui turismo. L'altro asset importante per noi è agevolare la costituzione qui di un campus tecnologico digitale che potrà favorire l'insediamento di giovani imprese digitali e creative proprio qui anche nel centro storico. Ancora per il lavoro, come terza opportunità, è quella di occupare tutti i giovani o i meno giovani che attualmente non trovano lavoro con una banca del tempo, vale a dire poter scambiare con loro la loro attività offrendo loro dei beni di prima necessità, e questo si può fare tra l'altro in coordinamento con tutte le associazioni di volontariato sociale e sportive che già esistono e sono molto attive sul territorio. Avevo detto all'inizio che avevamo chiesto ai candidati di portare questa sera due cose. Il primo oggetto l'abbiamo visto in apertura, qualcosa insomma, che rappresentasse la loro idea di città. L'altro oggetto che abbiamo chiesto di portare ai candidati è qualcosa che insomma, a loro porti fortuna, un talismano che in questo momento insomma, può essere utile per chi ci crede. Cominciamo da Alessia Bellon, che cosa ha portato? Per me è stato facile, ce l'ho al collo, ce l'ho spessissimo. C'è anche sui manifesti, infatti come anche sul manifesto elettorale, è una collana che significa molto per me, per il momento in cui l'ho comprata 2 anni fa a New York in Fifth Avenue da Tiffany. È stato un momento bello per me perché ho deciso di entrare, investire questi soldi per me per la prima volta, e quindi è stato un gesto che ho fatto per me, ma che è significato proprio un gesto di consapevolezza, ecco, della mia persona, delle mie capacità, quindi di volermi bene. È una collana? È la mia collana, è la sua collana, porta fortuna. Sì. Per me Treviso già fortunatamente ha tantissimi eventi, quindi vanno valorizzati questi eventi, vanno potenziati, vanno comunicati meglio, e soprattutto tutta la città deve lavorare in network intorno a questi eventi. Quindi cito in particolare alcuni eventi che per fortuna funzionano ancora bene, come Suoni di Marca o l'Home Rock Festival, ma ancora ci sono tantissimi eventi sportivi, come ad esempio le partite di rugby della Benetton, che portano ancora dei flussi turistici interessanti a Treviso, ed eventi possono essere anche eventi ovviamente culturali come il Treviso Comics Book, ma anche altri piccoli eventi in città. Quello che conta è il fatto di dare apertura alle tantissime associazioni o ai gruppi anche di professionisti imprenditori che già ci sono nel territorio, che hanno idee ed energie per creare altri nuovi eventi. Un evento che mi piacerebbe sicuramente recuperare è l'Ombra Longa. È stato un evento vissuto male dalla città e che non va riportato sicuramente in centro storico, ma va gestito fuori dal centro storico, quindi in un ambito adatto come è l'Oktoberfest ad esempio a Monaco
Monaco di Baviera, quindi in una struttura adatta, che può essere come lo spazio che è all'ex Dogana, quindi uno spazio attrezzato per un evento come l'Ombra Longa, per tanti altri eventi, proprio perché Treviso ha bisogno di far conoscere le proprie eccellenze anche attraverso eventi internazionali. Grazie. Io mi tolgo questo sassolino dalla scarpa ed è anche un consiglio per gli altri candidati, vale a dire ho notato una mentalità molto servilistica nei confronti di ciò che proviene dallo Stato italiano. Come ho detto prima, in una situazione così critica e di crisi servono delle soluzioni innovative e queste devono venire prima di tutto da noi con grande coraggio. È per questo che con coraggio, con convinzione e con grande sicurezza noi abbiamo lanciato l'iniziativa dell'assegno a tutte le famiglie trevigiane di 150 euro, che tra l'altro distribuiremo domani ai nostri gazebo, e lo faccio vedere, e questo secondo me è il minimo, è una cifra veramente irrisoria rispetto alla tassazione che pesa sulle famiglie trevigiane, quindi è veramente un piccolo contributo per alleviare le famiglie soprattutto in difficoltà in questo periodo. Bellon, la sua campagna elettorale come verrà chiusa? Si chiuderà anche, adesso cito questa vignetta che mi aiuta tantissimo a spiegare come chiudiamo domani. Allora, noi chiudiamo domani anche noi con un gazebo, con diversi gazebo a Treviso, distribuendo quindi l'assegno che prima ho fatto vedere, che è per i trevigiani. Giustamente Beppe Mauro mi chiede, ma questo assegno di 4.000 euro è coperto o meno? Allora, vi do questa bella notizia che molti non sanno, perché oltre all'assegno di 150 euro noi abbiamo come il nostro cavallo di battaglia di Indipendenza Veneta è l'assegno da 3.778 euro a cittadino veneto ogni anno, e la copertura, caro Beppe Mauro, è data proprio dalle tasse che noi paghiamo tutti gli anni allo Stato italiano, perché il residuo fiscale per tutti i veneti, per la regione Veneto, è di 20 miliardi ogni anno, una cifra colossale. Per favore, basta. Grazie dunque per essere stati qui con noi, grazie anche al pubblico che ci ha seguito nonostante che era qui all'ippodromo, quello che a casa ovviamente ringraziamo anche quello, ma soprattutto quelli che sono venuti qui questa sera a seguire questo confronto in questa serataccia che sembrava appunto autunnale. Grazie e buon voto anche ai cittadini. Arrivederci.